Odorico da Pordenone e Celso Costantini, due pordenonesi sulla strada della santità, entrambi partiti dal Friuli occidentale, uno nel 1300, l'altro secoli dopo, verso la Cina e l'Oriente, per portare il messaggio di Cristo. Un beato quasi santo e un cardinale pronto a diventare beato, due figure, dal punto di vista storico e spirituale, di immenso valore per il nostro territorio, due servi di Dio che senza paura hanno portato dall'altra parte del mondo i semi della fede, facendoli germogliare. Per il beato Odorico, nato si dice a Villanova nel 1285 e morto a Udine il 14 gennaio 1331 e riconosciuto beato il 2 luglio 1755 da Papa Benedetto XIV, il processo di canonizzazione che lo farebbe diventare santo va avanti da oltre un decennio. È ripreso nel 2002, postulato dai frati minori conventuali. A Odorico vengono attribuiti alcuni miracoli e le iniziative a sostegno della causa sono seguite da una commissione rappresentata dalle diocesi di Udine e Concordia Pordenone e dalla provincia italiana Sant'Antonio di Padova dei conventuali. Nel 2018 saranno passati 7 secoli dal suo viaggio in Cina che tanto lo rese celebre e venerato e per questo sono in programma numerose iniziative per celebrare la ricorrenza, in attesa che sia riconosciuto santo. Ovvero Odorico del Friuli, iniziative a Pordenone come a Udine, nato a Pordenone, morto, sepolto e arca trecentesca conservata nella chiesa del Carmine a Udine. Qui a Pordenone, baricentrica, è la chiesa del Beato Odorico, che 20 anni fa quasi è stata consacrata a Dio nel titolo di Odorico da Pordenone. Poi abbiamo Villanova, dove lui è nato, dove si dice sia nato. Le celebrazioni iniziano il 15 di ottobre, è il mese francescano e missionario. Lo sappiamo che Odorico è andato fino in Cina, dalla Cina è anche tornato, ci ha lasciato l'itinerarium di viaggio e questo itinerarium oggi ci induce a grandi riflessioni anche di attualità missionaria e perché no, anche geopolitica. Il 22 a Castello di Porpetto, un piccolo paese, come mai cosa c'entra con Odorico? C'è un documento rarissimo che ci attesta la sua presenza 7 secoli fa, 1317, vuol dire che non era ancora partito per la Cina. E lì ci sarà anche la scopertura di una lapide. Il 28 un concerto, sempre al Beato Odorico. Ma questa è solo la prima tranche delle iniziative, perché sappiamo che la sua festa annuale ricorre il 14 gennaio, nel 2018 sarà di domenica, e nel 2018, che è l'anno della presunta partenza, ecco, noi avremo tutta una serie di iniziative di carattere culturale e spirituale anche, che ben si intende, perché è un beato che attende di essere anche santo, ma l'ottica, la lente con la quale valorizzarlo è molto ampia. Ecco. In corso il processo di canonizzazione, cosa è lecito attendersi? È lecito attendersi questa canonizzazione e la figura di grande attualità. Noi sappiamo che è stato a Pechino 3 anni, sappiamo che sono in corso trattative tra Cina e Vaticano per un reciproco riconoscimento. Conosciamo l'importanza commerciale dei rapporti con l'Estremo Oriente, sappiamo che viviamo in un mondo globalizzato. La figura di Odorico, con questo straordinario viaggio fatto nel 300, subito dopo il milione di Marco Polo, induce a queste grandi riflessioni di attualità, per cui la sua canonizzazione, la canonizzazione deve avere dei valori anche per l'oggi, deve avere dei messaggi, e questi messaggi dopo 7 secoli ci sono tutti.
Ma in questi giorni è stato avviato anche il processo di beatificazione di Celso Benigno Luigi Costantini, nato a Castions di Zoppola il 3 aprile 1876. Studiò al seminario di Portogruaro e all'Accademia Romana di San Tommaso, dove si laureò in filosofia nel 1899. Ordinato sacerdote a Portogruaro il 23 dicembre di quell'anno, esercitò il ministero sacerdotale a Rorai Grande e Concordia Sagittaria. Fu quindi reggente della parrocchia di Aquileia, dove promosse il restauro della basilica. Nel 1918 fu nominato vicario generale della diocesi di Concordia e nel 1920 amministratore apostolico di Fiume. Il 22 luglio 1921 fu eletto vescovo titolare di Gerapoli di Frigia. Nominato il 12 agosto 1922 primo delegato apostolico in Cina ed elevato arcivescovo titolare di Teodosiopoli di Arcadia il 9 settembre, l'8 novembre giunse a Hong Kong e il 29 dicembre a Pechino. Grazie alla sua opera vennero consacrati da Papa Pio XI nella Basilica di San Pietro in Vaticano i primi 6 vescovi cinesi il 28 ottobre 1926, compiendo così il passo essenziale verso il coronamento dell'opera missionaria in Cina. In quegli stessi anni fondò la prima congregazione religiosa cinese, quella dei Discepoli del Signore, oggi diffusa in diverse parti dell'Asia e della quale alcuni membri sono venuti in questi giorni nel Pordenonese per rendergli omaggio. Il cardinale Costantini, morto a Roma il 17 ottobre 1958, nell'interregno tra la morte di Pio XII e l'elezione di Giovanni XXIII, è stato sepolto nella tomba di famiglia a Castions, accanto al fratello, l'arcivescovo Giovanni, morto 2 anni prima. Il 30 settembre 2016 la Conferenza Episcopale Triveneta ha espresso parere favorevole all'avvio della causa di beatificazione del cardinale Costantini e il 17 ottobre scorso nella cattedrale di Concordia Sagittaria è stata ufficialmente aperta la causa di beatificazione. È il primo sacerdote della diocesi che comincia la causa di beatificazione e questo è significativo perché tutta la Chiesa è formata da santi, sono santi preti, vescovi, laici, tutti quanti. Però come diocesi avviare anche un processo significa proprio riconoscere questa santità diffusa di un uomo che nel secolo scorso è stato capace veramente di portare il nostro territorio, la fede della nostra diocesi, portarla fino agli estremi confini della terra, addirittura in Cina. Sappiamo che le situazioni nel mondo non sono sempre facili e spesso i cristiani vengono anche perseguitati, però bisogna pur dire che ci sono anche cammini e passi di incontro e di dialogo e sappiamo che tra la Santa Sede e il governo cinese, ecco, pian piano ci sono sempre opportunità di incontro, di dialogo, perché ogni uomo ed ogni donna possano professare la loro fede rispettando anche le tradizioni e i singoli stati e le singole nazioni. Ecco perché per noi come diocesi, ma anche penso come Chiesa Cattolica, questo cammino di beatificazione ha un'importanza importante e significativa. Questo riconoscimento è legato in particolare a che cosa per voi? A 2 aspetti. Uno, la valorizzazione della figura del cardinale Celso Costantini, che è stato un grande diplomatico oltre che un grande religioso, diffondendo la religione cristiana in terre lontane come quelle d'Oriente. E il secondo aspetto è dare un riconoscimento a questi preti cinesi o comunque d'Oriente che svolgono il loro mandato pastorale non senza difficoltà, cioè in luoghi in cui la religione cristiana ancora oggi può essere oggetto di persecuzione o comunque di grossi problemi. Aver avuto il coraggio di venire qui e di farlo nonostante magari queste difficoltà è un gesto che secondo me l'amministrazione doveva onorare degnamente. Da un lato quindi il riconoscimento culturale, dall'altro la dimostrazione che le amministrazioni non sono necessariamente neutre ma devono sposare cause anche religiose quando si tratta di difendere il diritto di poter professare il proprio credo. Padre Pietro, di origine cinese, per la prima volta ritrova le orme del cardinale Celso Costantini. Che emozione si prova a ritrovare le origini di chi ha ispirato la propria missione? Emozione, siamo molto emozionati perché il cardinale Celso Costantini è come il nostro padre spirituale. Di solito da piccolo ho sentito questo nome di Celso Costantini, quasi per tutti noi abbiamo studiato la figura del nostro padre e i luoghi collegati con il nostro padre spirituale, ma questa volta possiamo toccare i luoghi, specialmente
comunione con la gente di questa terra santa, diciamo. Siamo molto lieti, emozionati. Se è la volontà di Dio preghiamo per farlo santo. Costantini è stato nunzio, è stato in una terra anche lontana come è la terra cinese. È stato un uomo che ha amato profondamente quella terra, quella popolazione, quindi nel rappresentare anche il Santo Padre ha cercato per prima cosa di comprendere profondamente la cultura, la gente cinese e amarla. Ed è questo un po' anche, diciamo, lo stile che ha la diplomazia pontificia anche adesso, quella di inserirsi, essere in un paese, cercare di comprenderlo, cercare prima di tutto di amarlo e di servirlo e di portare questa presenza di comunione, di pace e di amore che è quella del Santo Padre. E Costantini ha svolto nella sua missione, ecco, questo compito con grande veramente spirito di servizio. E quindi penso che la beatificazione sia anche un riconoscerlo e un presentarlo come modello della Chiesa. Speriamo che proceda anche senza grandi ostacoli, e sarà anche, penso, per il servizio diplomatico della Santa Sede un esempio, come lo è effettivamente, di come svolgere anche questo ministero particolare. Ha svolto un ruolo di ponte tra due mondi praticamente, questo potrebbe essere un punto a suo favore? Sì, perché a noi, e noi insegniamo anche agli alunni dell'Accademia, quindi coloro che si preparano a lavorare nelle nunziature apostoliche, che le rappresentanze pontificie hanno proprio questa funzione, di essere un ponte, sempre, di gettare ponti. Poi Papa Francesco dice con molta chiarezza che non dobbiamo mai innalzare i muri, ma gettare ponti. E Costantini, certo, ha gettato un ponte tra due mondi, tra due culture, e speriamo che nel mondo, non solo la Santa Sede, ma un po' in tutto il mondo, si gettino realmente ponti. Ne abbiamo bisogno e non si costruiscano muri. Vi è piaciuta la puntata? Vi aspetto lunedì prossimo alle 22:30 e in replica martedì alle 11 con Pordenone on the Road.